Eder. Mech. Pallister. Nonostante il lavoro di Cristina Cattaneo abbia stabilito che Liliana è sempre stata nell'ex OP già dal 14 dicembre, la conservazione del corpo non sembra compatibile con questa affermazione. Allora, dove potrebbe essere stata Liliana Resinovic? Per rispondere serve ragionare non per indirizzi, ma per tipologie ambientali compatibili con ciò che sappiamo del mantenimento del corpo. Poca umidità, scarsa esposizione a luce e vento, temperature fresche ma non gelide, limitata attività di insetti necrofagi, assenza di dilavamenti e di residui tipici dell'esterno, foglie, fango, terriccio intriso. In altre parole, un luogo chiuso o semichiuso, asciutto, sordo ai rumori, raggiungibile senza attirare attenzione, con possibilità di chiusura dall'esterno e, idealmente, più di un'uscita per modulare i percorsi. Trieste ne offre molte varianti, perché sotto la città corre un reticolo storico di gallerie, rifugi antiaerei, locali tecnici e vani di servizio dell'industria e dell'edilizia del Novecento. Il caso studio più calzante che oggi portiamo come esempio concreto è un rifugio collettivo in galleria in località Servola, nell'area ferriera. Più ingressi, di cui alcuni murati, corridoio lungo con panche in cemento ai lati, vecchie chiusure metalliche, dettaglio decisivo, ambiente trovato asciutto. La morfologia è quella tipica dei ricoveri della Seconda Guerra Mondiale destinati a operai e famiglie. Sezione ribassata a volta, sedute continue, nicchie per impianti, tratti murati che limitano gli accessi casuali. L'asciutto costante riduce condensa e percolazioni, quindi rallenta la macerazione dei tessuti e limita l'arrivo di insetti. La struttura massiccia isola i suoni. La presenza di più accessi consente a chi conosce il luogo di entrare e uscire senza passare sempre dallo stesso varco. È il tipo di posto giusto per trattenere qualcuno per ore o giorni, restando invisibili. Intorno a Servola Valmaura Ferriera sopravvive una costellazione di gallerie di servizio, rami ciechi, ricoveri seminterrati e locali tecnici legati all'ex impianto siderurgico, luoghi vicini a strade di scorrimento e a parcheggi schermati, ma abbastanza defilati da non essere pattugliati di routine. In termini criminologici presentano un profilo ideale: accesso rapido, microclima stabile, possibilità di chiusura, tempi di sosta ridotti in superficie. Se si ipotizza un trasferimento finale verso il boschetto dell'ex Oppi, la distanza è compatibile con uno spostamento notturno breve, senza attraversare i punti più videocontrollati. Un secondo cluster di ambienti compatibili corre tra San Sabba e Via Flavia. Grandi condomini anni 60-70 con autorimesse a piani sfalsati, corridoi di cantine comunicanti, vani tecnici profondi e accessi carrabili interni. Anche qui domina l'asciutto, la possibilità di chiudere dall'esterno la sordità dell'ambiente. L'uso civile continuo riduce lo spazio d'azione, ma box inutilizzati, filze di cantine con doppie porte o volumi tecnici poco frequentati possono aver offerto uno stazionamento breve senza lasciare tracce appariscenti. Terzo asse potenzialmente utile, il versante Roiano-Gretta-Barcola, dove coesistono antiche opere in galleria, tratti dismessi, depositi e autorimesse interne a colline scavate. L'idoneità qui dipende dal grado di isolamento. Rami ciechi o locali tecnici morti sono compatibili, gallerie convertite a uso pubblico o parcheggi vivi lo sono molto meno. La copertura sonora del traffico aiuta a mascherare movimenti e in inverno il microclima di questi volumi è spesso freddo e secco, quanto basta a rallentare fenomeni esterni di degrado. Infine, non vanno esclusi i volumi tecnici e gli scantinati connessi a strutture ex sanitarie e scolastiche collinari, presenti a macchia di leopardo attorno al Parco di San Giovanni. Non sono i più comodi per una lunga permanenza, ma come deposito temporaneo, prima dello spostamento finale, possono aver funzionato. Specie se dotati di accessi secondari schermati da cancellate o siepi. Che cosa ci direbbe in concreto un'ispezione mirata di questi luoghi? Dalla scena tipo Servola ci si aspetterebbero microtracce compatibili con cemento e ossidi, polveri calcaree, ruggine, eventuale polvere di carbone fuliggine residua nell'area ferriera, fibre tessili dei sedili cordini, spore e pollini tipici di ambienti sotterranei asciutti, scarsi residui vegetali freschi. Sul corpo e sugli indumenti, in uno scenario indoor asciutto, ci si aspetta poca terra bagnata, rari segni di dilavamento, colonizzazione entomologica limitata e non tipica dell'aperto invernale, abrasioni compatibili con superfici ruvide di cemento. Sulle vie d'accesso si cercano segni di soste brevi,
gomme a bordo strada, microtrasferimenti di polvere cementizia nei tappetini, granuli di ruggine nei vani carico, tracce di calcare sui pedali, residui di vernice o di mattone frantumato. La domanda perché non sempre all'aperto nel boschetto dell'ex Hoppy trova qui una risposta logica. Il boschetto è umido, sporco di materiale organico e in balia di pioggia e vento. Un corpo lasciato lì per tutto l'arco temporale avrebbe verosimilmente raccontato un'altra storia. Un ambiente chiuso, asciutto e sordo, come i rifugi bellici in galleria, alcuni box, cantine profonde o i locali tecnici a piani inferiori, spiega meglio un mantenimento relativamente pulito fino al deposito finale. Senza accusare nessuno e nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, il perimetro operativo si restringe dunque a 4 famiglie di luoghi, rifugi antiaerei e gallerie storiche, con l'esempio concreto del ricovero asciutto di Servola, 3 ingressi di cui 2 murati. Volumi tecnici e cantine profonde della cintura San Sabba via Flavia. Rami ciechi e autorimesse scavate del versante roiano Gretta Barcola. Locali tecnici collinari attorno al parco di San Giovanni. Sono i contesti che, per microclima, isolamento e logistica, offrono la compatibilità più alta con una prigionia o custodia breve e con la successiva messa in scena nel boschetto. Il passo successivo, investigativo, non speculativo, è incrociare queste tipologie con percorsi, orari, telecamere di cintura e celle telefoniche silenti. E soprattutto con le microtracce. Sono loro più delle mappe a dire dove Liliana è stata davvero. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.